Si è svolto ieri pomeriggio in prefettura, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, del comandante provinciale, dei vigili del fuoco e l'autorità sanitaria agrigentina, sul tema del decreto del Presidente del Consiglio che ha disposto con decorrenza immediata le misure per il contenimento della diffusione del coronavirus. Nel corso della riunione si è presa in considerazione la situazione sanitaria della nostra provincia, considerata attualmente priva di fattori di preoccupazione. Sul piano epidemiologico, particolare attenzione è stata dedicata alle categorie maggiormente esposte, quali le persone anziane affette da patologie croniche o con multinormalità o ancora con stati immunodepressione congenita o acquisita. Le persone appartenenti a tale categoria devono evitare di uscire al di fuori dei casi di stretta necessità, evitando comunque luoghi affollati nei quali sia impossibile mantenere la distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro. Per quanto riguarda la gestione degli ospedali, si è inteso richiamare l'attenzione su 2 novità introdotte dal decreto per rafforzare la prevenzione del contagio nei confronti delle persone che accompagnano i pazienti o che si recano in visita agli ammalati. Per gli accompagnatori dei pazienti, il decreto del 4 marzo ha introdotto sul territorio nazionale il divieto di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti, emergenze e accettazione nei pronto soccorso, i cosiddetti DEA. In relazione poi all'accesso di parenti, visitatori nelle strutture ospedaliere di lungodegenza, nelle residenze sanitarie assistite, cosiddette RSA, e nelle strutture residenziali per anziani autosufficienti, non è già in vigore la disposizione per cui l'accesso deve essere limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Si invitano pertanto i cittadini agrigentini a volersi attenere alle disposizioni sopra ricordate, cui lo scopo è unicamente quello di contribuire a proteggere la salute di tutti. E intanto, in un comunicato stampa, la Fondazione del Teatro Pirandello, in osservanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato dal Premier Conte, applica le forti restrizioni in tutta Italia. Quindi anche al Teatro Pirandello, pertanto, si comunicano la temporanea cessazione degli spettacoli. E sempre in merito di coronavirus, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi comunica che il presidente Musumeci, assessore interim dell'assessorato ai beni culturali, al fine di contenere il virus Covid-19, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, ha sospeso ogni attività convegnistica o congressuale, iniziative ed eventi che comportano un affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza. Pertanto gli ingressi gratuiti alla Valle del giorno 8 marzo, festa della donna, e il 10 marzo, giornata dei beni culturali siciliani dedicata a Sebastiano Artusa, verranno annullate. Pertanto le iniziative programmate presso le sedi del parco sono sospese e differite a data da destinarsi. Quindi nei giorni 8 e 10 marzo, comunica il direttore del parco, architetto Roberto Sciarratta, gli ingressi saranno a pagamento.